La semestrale rilevazione di Confesercenti sullo stato di salute delle attività economiche del centro di Mestre non poteva arrivare in un momento più significativo di questo. La precedente era stata infatti realizzata a febbraio, poco prima del lockdown. Ciò significa che in base ai dati raccolti è possibile stabilire quanto il coronavirus abbia inciso sul tessuto commerciale cittadino. Sostanzialmente c'è una stabilizzazione del numero di attività vuote, di vuoti urbani, di negozi sfitti, che si attesta attorno al 24%, era poco sotto il 23% a febbraio, quindi per il momento non ci sono dati eclatanti di peggioramenti o di questa natura. La buona notizia è quindi che l'emergenza economica provocata dal Covid-19 non ha intaccato, se non per ora in minima parte, le attività commerciali del centro di Mestre. La brutta è che non l'ha fatto perché nel centro di Mestre il commercio era già in crisi di suo. Nel 2012 il dato dello sfitto era attorno all'11% e nel 2020 appunto è il 24%. Teniamo conto che generalmente quando si fanno analisi di questo tipo un dato che superi il 12-13% è considerato di forte crisi, quindi noi siamo oltre il doppio di quello che dovrebbe essere il limite per considerare in crisi un centro urbano dal punto di vista dell'offerta commerciale. La zona presa in considerazione va da via Palazzo a via Mestrina, da piazza Barchi a via Circonvallazione, un'area di Mestre che comprende circa 700 vetrine tra attività commerciali, bar, ristoranti, parrucchieri, artigiani, banche e quant'altro. Tra quelli in difficoltà sicuramente l'abbigliamento, la ristorazione che ancora oggi risente di restrizioni e di poca propensione appunto per i clienti a tornare nei ristoranti. Gli alimentari di vicinato invece magari in questo periodo hanno recuperato quote di mercato anche rispetto ai centri commerciali.